Viaggio alle pendici del Vesuvio, nella casa studio di Antonio Onorato, chitarrista conosciuto al grande pubblico per il suo Neapolitan Jazz e per aver suonato con musicisti del calibro di Pat Metini e Pino Daniele. Cosa vuol dire per te essere vesuviano? Sentire il magma del Vesuvio sotto i piedi, sentire questa energia. Per noi vesuviani il vulcano rappresenta un dio, non lo vediamo come una minaccia, ma come un qualcosa che ci protegge. Venero il Vesuvio, lo considero un'entità soprannaturale. Sono in contatto con questa energia primordiale, con questa energia arcaica, anche se sono un cittadino del mondo, che sono spesso in giro per il mondo a suonare, ma io poi torno sempre qui. Questa è anche la casa natale, il terrazzo in cui tu correvi da bambino, Sì. Magari già con la prima chitarra strimpellando. Sì, immagina, ho iniziato a suonare la chitarra a 6 anni, quindi. Andiamo a vedere questa piccola stanza nella quale è nato un grande musicista e un grande compositore. Questo è quando sono stato in Pennsylvania in tour nel 2010. Se Jimi Hendrix suonasse jazz sarebbe Antonio Onorato. Pino Daniele diceva che questa canzone, Chi te Omar, non era più sua, ma era di Antonio Onorato. Perché è avvenuto questo? La prima versione strumentale di questo brano l'ho fatta io insieme a Gio Amoruso. Il brano finisce in La minore, noi invece lo finivamo in Fa settima più con l'undicesima aumentata, che in realtà dava un'apertura maggiore al brano. Chi te no maro sai, non te na niente. Tu hai appreso molto, oltre che dalle tue radici mediterranee, anche dagli indiani d'America. Nelle mie vene scorre, oltre al sangue napoletano, anche sangue Lakota, popolo dei nativi americani, detti volgarmente Sioux, ai quali io mi sento molto vicino spiritualmente. Avendo questa sensibilità nativa americana all'interno, mi sono cominciato a chiedere perché la musica che ascoltavo mi risultava familiare. Riproduco le musiche dei flauti dei nativi americani con la chitarra a fiato, ecco, in maniera molto naturale, molto semplice per me, perché è come se una musica che già conoscessi, che è dentro di me, come la musica napoletana. Sono sicuro che in un'altra vita io ho vissuto nelle grandi pianure del Midwest americano. Per i nativi americani anche gli animali hanno un'anima, anche i vegetali, anche nel regno vegetale, anche gli alberi hanno un'anima, addirittura anche nel regno minerale, anche nelle pietre c'è un'anima per i nativi americani. Io voglio portare un messaggio di pace, di amore e di felicità.